Atti l'Apostolo, capitolo 9. La conversione Saulo. Saulo, rinda a chi li corna, ammanacciava tutti chi li discepoli del Signore e faceva ogni cosa per far morire. Si presentava innanzi a capre prievede e la dimandai lettere per la sinagoga di Damasco. Aveva consenso poter portare incatenate rinda la città di Gerusalemme, uomini e femmine, tutti quelli che avrebbe trovato e che mettevano in pratica la dottrina di Gesù Cristo. E succedette che mentre camminava per arrivare in città di Damasco, andò satta, si trovò ripugliata in una luce che scendeva a cielo, e cadendo in terra sentette una voce che diceva: Saulo, Saulo, perché mi stai inguidando? Chi sei, Signore? Le rispondette Saulo. Io so chi lo Gesù che tu stai inguidando, ricette quella voce. Mo aizzate e trasri in città, e là ti sarà ritta quella che tu avrai a fare. Tutti gli uomini che facevano cammino insieme con essa si erano fermati senza accettare, perché avevano sentito la voce, ma non avevano visto nessuno. Saulo si alzò a terra, ma quando niente per aprire gli occhi suoi, se ne adunai che non ci vedeva più. A così, accompagnandolo per mano, lo portando in la città di Damasco, a due rumanette per 3 giorni, senza avere e senza mangiare e senza vivere. O battesimo di Saulo. In la città di Damasco, già stava un discepolo che si chiamava Anania, e il Signore, rindano sonno, l'aveva detto: Anania, sto qua, Signore, le rispondette Ambressa. Va subito in coppa a via chiamata Ritta, dicette il Signore, e va a cercare in da casa di Giuda, nome che si chiama Saulo di Tarsa. Chi si sta priando, rindano sonno, visse nome, che si chiama Anania, che gli aveva dovuto per mettere in mano in capo, perché potesse così avere nata voto come prima. Signore, rispondette subito Anania, in gola a chi sto, aggiungise parecchie gente che tutto male che ha fatto e tutto offere suoi rindacche città di Gerusalemme. E poi sacce pure che chi stanno permesse tutte le capre prievede per far restare tutti quelli che chiamano nome tuo. Va, le ricette il Signore, perché chi sta mi è diventato uno strumento rinde in mano meglio. Io la giuscivete per portare un nome mio innanzi a tutti i popoli, innanzi a tutti i re e innanzi a tutti i figli di Israele. E io mostrerà quando avrà male per te il buon nome mio. Dopo che si parole del Signore, Anania ti trova Saulo. Trasette rinda a casa e Giuda, ne mettette in mano in capo le ricette. Saulo, frato mio, ma mi ha attaccato il Signore Gesù, che ha comparuto innanzi a te, coppa vico e si venendo qua, perché tu potessi vedere come prima e potessi essere nudo lo Spirito Santo. E andrà satta che retta ne rinda all'occhi suoi con cosa che rassomigliava a certi sciarde, in geverette buone nata volta. Poi fu attezzata, magnai e tutte le forze sue ritornarono, nata voto come prima. Aprere che Saulo a Damasco. Saulo rimanette insieme con i discepoli che stavano a Damasco per certi giorni e subito dentro la sinagoga si mettette a pregare che Gesù Cristo era figlio di Dio. Tutte quelle cose sentevano, si maravigliavano e dicevano: ma questo non è quello che dentro la città di Gerusalemme aveva contro a tutti quelli che chiamavano il nome Gesù e che erano venuti qua proprio per portare incatenate innanzi ai capi dei prievedi. Saulo, con una forza sempre più grossa, cercava di fare capace tutti quei giudei che stavano in la città di Damasco, a dimostrare a loro che Gesù era il Messia, e tutti gli ebrei di Damasco non sapevano più come avevano rispondere. Passarono così parecchi giorni, e tutti gli ebrei facevano una congiura per uccidere a Saulo, ma notizie e tutti i progetti loro arrivarono in orecchie a Saulo. Chiste si mettette a fare guardia vicino alle porte della città, e giorno e notte faceva la vita. Ma rinda nottata, i discepoli suoi lo pigliarono, lo mettette rinda una sporta e lo calarono in coppa ai muri della città. A visita di Saulo a Gerusalemme. Quando arrivai rinda la città di Gerusalemme, Saulo cercava di unire alla discepoli di Gesù, ma chissà tenevano a paura essa, e non credevano ancora che chissà fosse diventato vero un discepolo di Gesù Cristo. Barnaba, tanto si pigliò insieme con essa e portò innanzi all'apostolo, e innanzi a loro contai come aveva visto il Signore, che aveva parlato a essa interamente stava venendo in da città di Damasco. E contai pure come a Damasco aveva predicato, con coraggio in nome di Gesù. A così fu accettato a loro e poteva venire a Gerusalemme, parlando ancora poco in nome del Signore. Parlava e chiedeva con l'ebrei, che parlava una lingua greca, ma pure chi si andava a far uccidere. Quando venettero a sapere tutti i frati suoi, lo portai a Cesarea, e là lo facettero partire per Tarsi.
nu periede quiete. A chiesa campava rinda pace, non solo rinda terra e Giuda, ma pure rinda tutta la Galilea e rinda Samaria. Che se cresceva e camminava rinda all'amore dello Signore e si fortificava con l'aiuto dello Spirito Santo. Pietro guarisce un struppiato all'idda. Rinda a chilo tempo, Pietro se ne va a trovare rinda e chiese tutte i discepoli e se ne è danno pure a trovare chi li farelle che se ne rinda città e lidda. E che trovai un uomo che si chiamava Enea e che a 8 anni stava inchiuato rinda nulietta e era diventato sano e struppiato. Pietro subito le ricetta: Enea, Gesù Cristo deve fare sta buono. Aizzati e Pietro lo tuccidoi. E subito chisse su setta rinda a chi lulietto. E tanna gente che stava lì, rinda scrinata la terra di Saron, berettene cheste e si convertettero al Signore. Pietro ricciusce una femmina Giaffa. Rinda la città di Giaffa, gesteva una certa discepola che si chiamava Tabita, nome che voleva ricevere gazzella, e faceva assai opere buone, e faceva parecchie elemosine. Proprio rinda a chi li giorni, che retta malata e muretta. E i parenti suoi alla vaina e la mettette rinda una camera, la camera coppia che è la casa. E proprio perché lì si avvicina alla città di Giaffa, i discepoli, come sapevano che Pietro stava là, ma ne hai subito 2 uomini a lo chiamare e le ricettano: vieni appresso a noi. Pietro subito gli è appresso a loro. Come arrivai là, o portai o piane coppia che è la casa, e le jettano incontro tutte e verle che chiagnevano e le facettano vedere tutte che li veste e che li mantielle, che cuseva e ricamava a gazzella quando stava ancora in mezzo a loro. Pietro facette uscire fuori tutta la gente, s'addornicchiò in terra e si mettette a priare. Poi salutaia che la guagliona, che era morta, e le ricette: Davide, aizzate. Che sta femmina rapette subito l'occhio, verette Pietro e si stai rindoliette. Pietro retta la mano e facette sosero. Poi chiamai tutti quelli che erano rinda a Gesù e tutte quelli verano e a consegnai vivere in mano a loro. Chi su fatto si spandette subito rinda tutta la città di Giaffa e parecchia gente che rettano rinda il Signore. Pietro si fermai a Giaffa per parecchi giorni, rinda a casa e in uscì Simone che faceva il pellettiere.